Nuovo impulso alle indagini dopo 2 anni dalla scomparsa di Jessica Lattuca. La procura di Agrigento dispone nuovi accertamenti tecnici presso l'abitazione del padre della giovane, all'epoca dei fatti detenuti nel carcere di Agrigento, e che potrebbe essere uno degli ultimi posti in cui è stata vista Jessica l'ultima volta. I carabinieri del RIS di Messina, dopo un vertice tenuto presso la tenenza di Favara, si sono recati in via Leopardi, cominciando gli accertamenti tecnici alla ricerca di eventuali tracce utili alle indagini. Secondo il giornale Grandangolo, l'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Paola Vetro, che ha notificato lo svolgimento delle operazioni ai familiari di Jessica, assistiti dall'avvocato Salvatore Cusumano, in qualità di persone offese. La casa del padre di Jessica Lattuca nel periodo in questione era abitata da Vincenzo Lattuca, fratello maggiore della giovane madre. Recentemente anche un accorato appello, l'ennesimo fatto dalla madre Giuseppina Caramanno. Chiedo a tutti, se qualcuno sa qualcosa parli, ditevi dov'è mia figlia. Non ci credo che nessuno abbia visto nulla. Jessica Lattuca è la giovane favarese, madre di 4 figli, scomparsa nel nulla 2 anni fa. Anche nella chiesa di San Pietro e Paolo, lo scorso 13 agosto, alla presenza dei genitori, la mamma Giuseppina e il padre Giuseppe Lattuca, è stata celebrata una messa per ricordare la ragazza sparita nel nulla, alla presenza anche del sindaco di Favara Anna Alba, del comandante della tenenza dei carabinieri e del legale della famiglia Lattuca, l'avvocato Cusumano. Jessica Lattuca è scomparsa il pomeriggio del 12 agosto del 2018, intorno alle 19:30 a Favara. L'ultima volta sarebbe stata vista tra Piazza Giglia e via Leopardi. I carabinieri nei giorni appresso hanno anche perquisito diverse abitazioni e alcuni terreni, tra cui quella del compagno Filippo Russotto, unico indagato che sempre però si è professato innocente.